in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi siamo puntualissimi con lo sportello pensionati. Vediamo chi c'è oggi in studio. Cominciamo da Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buonasera Liliana, buonasera. Grazie per essere qui. E abbiamo oggi, però non in veste di FNP, ma in veste di Adiconsum, Ennio Tognutti. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie, grazie. Come state? Tutto bene? Bene, bene. Quindi si suppone che questa sera ci sia una puntata particolarmente interessante, perché ci sono tanti argomenti da affrontare, soprattutto per quanto riguarda il rincaro delle bollette, luce e gas. E poco c'è di sostanzioso invece da dire per quanto riguarda le pensioni, perché qua sì. alla quadra ancora non si muove niente. No, non sì, si muove nulla. Sì, Ci sono tante idee, no Liliana? Sì, esatto, sì, tante idee, tante proposte, però appunto ognuno resta fermo sulle proprie postazioni, quindi non si viene fuori da una risoluzione per il momento. Anche i sindacati in questo caso devono sempre uscire dalle riunioni a testa bassa, mi pare di capire. Sì, no? perché è tutto fermo, non si muove, quindi sospesa la seduta, quindi sì, non sappiamo ancora se propende da una parte o dall'altra la decisione. Quindi... Perché ci sono magari delle proposte, tante idee, però c'è la sensazione che si vada in una direzione unica, quindi la Fornero, no, è sempre più vicina, perché se non si prendono soluzioni il prossimo anno, Fornero. Ma guardi, personalmente credo che in una contrattazione seria un risultato ne esce. Che poi evidentemente non accontento mai tutte le parti in causa, perché ci sono dei ragionamenti e delle riflessioni, non è solo un dato matematico, cioè è chiaro che chi deve scrivere poi sul bilancio sta attento che le cifre siano quelle che intende lui, non altre. Però nella sostanza c'è la necessità di arrivare a fondo su questi ragionamenti, anche perché c'è un vulnus che deve essere riparato. Hai citato la Fornero e mi è venuto in mente per quello. Dal 2012 a oggi ai pensionati sono stati presi 80 miliardi. E facciamo tanto can per il ZACP, tutti quei soldi là, 200 miliardi che vengono dall'Europa, 80 miliardi sono già stati presi ai pensionati, quindi perché si sappiano le dimensioni portate dalla legge Fornero e quindi è evidente che poi inseriamo anche il discorso delle bollette, che poi il tessuto dei pensionati, non solo, ma comunque dei pensionati, va in difficoltà di fronte a questi fenomeni così improvvisi e anche con questa dimensione, che portano cosa poi? A una spesa non per riparare, solo per fronteggiare un po' un problema. E anche qui c'è un ragionamento da fare, anzi ci sono più ragionamenti da fare su questo argomento per entrare lì. Ci si potrà chiedere perché è successo, come è successo, cosa c'è da fare perché non succeda, però ci sono alcune cose pratiche sulle quali forse ci si poteva fermare a ragionare prima. Lo stesso del discorso della riforma delle pensioni. Quanti anni sono che si dice bisogna rivedere il modo con cui sono costruite le tariffe? Sì, ci sono delle accise, no? Dei costi di gestione. Chi non si ricorda le battaglie fatte di non pagare l'IVA sulle tasse? Parliamo della bolletta del gas, che ha l'IVA anche sulle accise. Cioè, sono cose che esistevano, sono le cose sulle quali bisogna andare a trovare una soluzione. Che poi ci sono delle tasse ancora per delle cose assurde, per delle cose vecchissime, no? Sulle bollette. Ci sono delle voci... Io mi ero tirato giù alcune voci che fanno
fanno parte... Ecco, vedi, non sapevo che tu ti fossi anche segnato. No, per curiosità, sono quelli gli oneri generali, quelli che ci si trova sulla bolletta della luce, quelle piccole cifre. Allora, metti una piccola lì, una piccola là. Allora, cominciamo a parlare. Sostegno alle fonti rinnovabili e la cogenerazione. Sconto applicato a punti di prelievi ad aziende con forte consumo di energia. Lo sconto con potenza disponibile, eccetera. Poi, copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari. Incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Costi per la perequazione dei contributi sostitutivi al regime territoriale riconosciuto alle ferrovie. Copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica e di interesse generale del sistema. Copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, e qui poi parliamo dei bonus sociali, che un qualche senso sociale c'è. Copertura dell'integrazione alle imprese elettriche minori, oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Sì. Poi c'è finanziamento a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica, compensazione territoriale, eccetera. Questo è per energia elettrica? Questo è sull'energia elettrica. Questo credo che si comprenda che sulla bolletta dell'energia elettrica, con la bolletta si finanziano cose che non hanno niente a che fare con l'utilizzo che faccio dell'energia elettrica. E qui torniamo al ragionamento generale. Stiamo ragionando su una riforma fiscale. È opportuno che questi oneri impropri vengano portati nella loro sede propria, che è la sede fiscale in cui la fiscalità generale finanzia tutte queste cose buone, non lo metto in discussione. Ma perché deve finanziare la ricerca, deve finanziarlo sulla bolletta elettrica? Perché devo fare socialità e finanziare il bonus elettrico alla gente che non può... che è in difficoltà? Perché devo prendermi in carico anche i debiti degli insolventi? Cioè, sono delle cose sulle quali bisogna ragionare, perché una soluzione seria e corretta bisogna trovarla, anche per capire effettivamente quali sono i costi delle vicende. Sono partito da un ragionamento contrario, perché mi interessava più che altro avvertire i nostri ascoltatori. No, anche perché ti ho sollecitato io sul fatto dell'incremento. No, ma questo è il discorso di prospettiva sul quale non si può allungarsi oltre. Invece c'è il problema di far fronte al momento attuale. Costa tanto, costerà tanto, e però in qualche maniera le soluzioni sono avviate su due linee. La prima è quello di aver previsto già nella legge di bilancio per intanto la sospensione della quota degli oneri generali, che è poca cosa, però quantomeno quella viene tolta. È stata ridotta sul gas l'IVA al 5%, e inoltre è data la possibilità di rateizzare il pagamento delle bollette emesse nel primo trimestre. Su questo la previsione data dall'autorità era che a bolletta scaduta, prima di attivare i procedimenti di morosità, il fornitore poteva, o l'utilizzatore, chiedere la rateizzazione. E qui, come associazione di consumatori, ci siamo inseriti perché il problema è estremamente complesso e anche difficoltoso. E attraverso accordi presi con le aziende fornitrici, in particolare quelle che lavorano nella nostra regione, sulle quali abbiamo già concretizzato con l'ERA, AMGA-ERA, con Eni Energia e Gas, con l'A2A, è in atto in questo momento una trattativa con Blue Energy per migliorare queste condizioni. Cosa ha portato queste contrattazioni? Hanno portato
intanto ad accettare o a prevedere la rateazione prima della scadenza della bolletta. In secondo luogo, a superare un altro limite che aveva la rateizzazione prevista dalla norma, che è quello che la prima rata non è il 50%, ma può essere il 30%. A prevedere... Sì, in sostanza viene tutto rateizzato, viene diluito nel tempo. Esattamente. Alla fine, insomma, prima o poi alla fine si paga, ma questo è affrontare un momento difficile. C'è poi l'altra... Però se cominci ad accumulare, dopo ti diventa... C'è un problema anche di stagionalità e qui va messo. Sì, c'è anche un problema di stagionalità, adesso certo. Il problema più difficile è questo trimestre, perché poi in estate si diluisce e quindi può essere anche diluito. Però se ci immaginiamo che questo insieme rischia di far saltare una mensilità di pensione, non è una cosa da poco. D'altro canto invece una cosa interessante e importante è che per chi è nel bisogno il bonus energia, il bonus gas, energia elettrica è stato già integrato la parte finale dell'anno scorso, sarà integrato anche per quest'anno e quindi chi è in condizioni di difficoltà, se l'ha già in essere, gli viene modificato e riattivato automaticamente. Chi non abbia attivato questi bonus conviene fare un salto nel proprio comune, agli uffici dell'assistenza sociale e fare la domanda per avere questi benefici. Di per sé il limite ISEE è sempre di 6.800 e qualcosa, meno di 7.000 e le altre condizioni sono legate al nucleo familiare. È un beneficio che è utile, che rischia per taluni anche di azzerare il costo sia dell'energia, perché poi si aggiunge anche quello dell'acqua. Queste sono le due strade su cui si sta lavorando. State lavorando oppure sono già... Sono già in essere. Ecco, adesso sì. Il governo deciderà probabilmente venerdì. Sì. Entro venerdì dovranno essere definite anche ulteriori miglioramenti. Ma qui a livello locale già ci sono questi accordi? Beh, gli accordi con quelle sulle rateizzazioni, gli accordi sono già firmati, sono già attivi. C'è anche l'impegno delle società di rafforzare il sistema per ricevere e per concordare con gli utenti le varie modalità. Sì. È stata data dimostrata molta sensibilità nel dire se le cifre sono altre si può ragionare anche di tempi più lunghi, situazioni estremamente difficili le valutiamo una per una, bisogna dire la verità che c'è stata una disponibilità notevole da parte dei gestori e su questo ci contiamo anche per risolvere eventuali problemi. Quindi a chi ha difficoltà con fiducia si rivolga o al suo gestore direttamente oppure attraverso noi, sia come FNP che come Adiconsum, che siamo in grado di costruire una soluzione difficoltosa. Ci facciamo una piccola pausa, riprendiamo fra un attimo. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, diamo il via alle telefonate 0432 57 3517 oppure sms al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci in studio, nuovamente sentiamo chi c'è al telefono adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Franco da Udine. Buonasera. Senta, vorrei chiedere se mi potete aiutare un quesito. Ecco, io sono stato licenziato nel 2017 per un grave infortunio sul lavoro, lavoravo in edilizia. Sono classe 68. Sono stato licenziato 2 anni, percepisco una malattia professionale dall'INAI perché mi hanno riconosciuto un 40% di invalidità permanente, l'INAI questo. Ho fatto 2 anni di NASPI, non arrivo a trovare lavoro perché ho dei problemi seri di struttura, insomma, ecco. Mi hanno chiamato l'INPS, mi ha detto la tua situazione è questa, ho optato per il pagamento volontario per gli anni che mi mancano, perché se no mi hanno detto che andavo di vecchiaia a 69 con la legge vigente.
Però io non capisco questo, a me va bene pagare perché avevo dei piccoli risparmi, vabbè, però perché non mi vanno sui contributi che sto pagando adesso, dal momento che devo pagare ancora 6 anni? Perché ho iniziato a 16 anni a lavorare, Sì. però non mi vanno sui contributi, cioè mi permettono di andare in pensione con 42 anni e 9 mesi, almeno mi hanno Sì. detto così. Però non mi vanno su la pensione, cioè si fermerà a 1.000 euro, quello che ho maturato fino adesso. Io questo non capisco, perché se pago volontario, scusate un momentino, non è Sì. come se pagava il mio titolare prima. Ecco, volevo una spiegazione di questo tipo qua. Sentiamo dalla Liliana, no, che ha lavorato per tanti anni in INPS e adesso trasferisce la sua esperienza tenendosi aggiornata proprio anche allo sportello pensionati. Liliana, come puoi rispondere a Franco? Allora, come numero di contributi per arrivare all'anticipata, diciamo, vanno su, sì, tranquillamente, non è questo. Lei non vede il risultato nell'importo della pensione o non lo vede nel numero dei contributi? No, a me è arrivato solo che percepirò 1.070 euro lordi nel 2028, 1° settembre 2028. Beh, Ecco. questo calcolo è solamente al momento che lei fa questo conteggio, quindi non hanno calcolato tutti i volontari che lei ancora farà, diciamo. Quindi ecco, è un dato che è maturato adesso, cioè con quello che c'è in questo momento lei avrà quell'importo lì, ma non c'è tutto quello che deve ancora fare. Ah, ho capito. Cioè lei mi dice che i versamenti volontari servono anche per l'aumento della pensione, per capirsi. Sì, maturano, sì. Ho capito. E ascolti, la malattia professionale che percepisco adesso, questa qua mi resta perché sono ormai omissi, cioè mi hanno calcolato permanente. Queste validità dell'INAIL, malattia professionale, mi restano. Sì, quello le resta, sì, ma lei non ha una invalidità, diciamo, superiore al 67%, No, no? ho invalidità dell'INAIL, percepisco 530 euro al mese dall'INAIL, pagati dall'INPS, però dall'INAIL, ecco, perché Quindi mi hanno ecco. non è sufficiente, voglio dire, per avere un'invalidità da parte dell'INPS, diciamo, non è... No, esatto, ecco. no, ecco. Ho capito, ecco. Benissimo, grazie mille, sapete, molto gentili, grazie mille. Prego. Buongiorno. Grazie, Buongiorno. grazie a lei. Il patronato per vedere se è possibile un aggravamento. Ecco, passerò, Sì. comunque io sono alla Sissa Udine lì, vado sempre lì, ecco. Ecco, Vada. allora motivo in più per Vada, andare, vada. Non no, si per sa mai. passare al patronato e vedere se riesce a combinare qualcosa, proprio come suggeriva Ennio, per vedere se Esatto. si può fare l'aggravamento. No? Perfetto, grazie mille, sapete, molto gentili. Grazie signor Franco, grazie per aver chiamato. Bene, in attesa di altre telefonate, di altri messaggi, parliamo di possibilità che ci sono, nonostante appunto sia tutto tutto in itinere, tutto in forse. Però ci sono tante persone che quest'anno hanno raggiunto i requisiti e quindi andranno in pensione. Quindi quello che A meno che non decidano di fermarsi a lavorare ancora. Sì. Beh, comunque dice con il 2022 quello che riguarda la legge Fornero, quindi quello non è mai stato cancellato niente, quindi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, quindi nell'anticipata resta valido tuttora, voglio dire, non c'è nessun cambiamento su quello. Poi l'altra possibilità che possono andare per le donne è l'opzione donna, quindi 58 anni di età. Che quella è riconfermata. E quindi è riconfermata, quindi è 59 per le autonome, diciamo, quindi questo resta valido tuttora. Poi c'è sempre valido anche la quota 41 per i lavoratori precoci, quindi per quelli che hanno iniziato hanno un anno di lavoro prima del compimento dei 19 anni di età, però devono appartenere a determinate categorie, quindi quelli disoccupati, invalidi al 74% o caregiver o lavori gravosi, quindi questi qua potranno andare con 41 anni di contribuzione, però non devono lavorare fino all'età della vecchiaia, quindi non è che dopo che sono andati in pensione possono riprendere qualche piccolo periodo per arrotondare, diciamo, in pensione, devono rimanere a casa, quindi 41 è sufficiente per la pensione. Sentiamo poi, Liliana chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Con Sir Loretta da Udine. Buonasera. Buonasera a lei. Sì. Un'informazione, io ho 65 anni, mi sono licenziata nel 1983, prima che nascesse poi mio figlio, dunque ho fatto tutto il periodo di gravidanza, di dopo
i 3 mesi prima e 3 mesi dopo, e poi mi sono poi licenziata e ho fatto 11 anni e 8 mesi a lavoro dipendente nel settore commercio. Sì. Sentiamo l'eco, le conviene magari abbassare un po' il volume del televisore, signora Loretta? Sì. Perché se no sentiamo anche qui un po' distorto. Ha ragione, ha ragione. Posso parlare adesso? Adesso la sentiamo più chiara. Bene. Sì. Ecco, un'informazione, perché io sono stata mandata da Pilato a Rode, in questo senso. Quando mio marito è andato in pensione 10 anni fa, al patronato della Coldiretti dell'epoca mi è stato detto: signora, lei è in pensione? No, non sono in pensione, chiaramente quella volta cosa avevo, 54 anni, 55 anni, e mi ha detto, andando sul computer a vedere tutto il mio stand, mi avevano detto: signora, lei ha una contribuzione abbastanza alta, avendo collaborato solo 11 anni e 8 mesi. E mi hanno detto, se lei versa fino ai 15 anni, che rientra nella norma prima dell'anno 1990, può rientrare nella pensione di vecchiaia. E qui ci siamo. Una cosa non ho capito però, perché essendo stata anche poco tempo fa al patronato Epaca di Udine per la detrazione del modello unico, quelle cose lì, mi sono informata e ho chiesto e mi hanno detto: ma a lei conviene avere la pensione oppure no? Perché quando io mi sono rivolta a l'INPS tempo fa, mi avevano detto che venivano tolti solo gli assegni familiari a carico, cioè la detrazione fiscale veniva tolta sulla pensione di mio marito, in quanto io sono a carico di mio marito. Ma lei la pensione ce l'ha, quindi? No, io ce l'avrò a 67 anni. Sì, perché sarà una pensione di vecchiaia, quindi lei 15 anni li ha completati, voglio dire, quelli al 92, i 15 anni li ha completati di pagare. I 15 anni e 6 settimane io ho completato. Sì, sì, quindi questi li spetteranno quella volta. Ecco, io solo che vi volevo chiedere, la pensione di mio marito, quanto verrà detratta? Cioè, verrà detratta solo nella detrazione fiscale, nel classico carico a mio marito, o verrà detratta che non mi conviene? Perché l'epoca, il patronato, poi mi ha fatto capire che forse che mio marito che avrà delle detrazioni un po' superiori alla mia pensione che avrò di 400 euro. A questo punto mi conviene prendere la pensione. Allora, questo è pronto? È caduta la linea. Eccola, Comunque il discorso è che praticamente quando lei prenderà la pensione, adesso non so che importo sarà, ma se supera i 2.841 annui complessivi, diciamo lordi, non sarà più a carico sulla pensione del marito, quindi le tolgono la detrazione d'imposta per il coniuge a carico. Allora, sto parlandoci terra a terra, scusi se io le dico. Allora, con mio marito in questo momento io sono a suo carico, percepisce una pensione di 1.857 euro netti. Sì. Ecco. A questo punto io devo attendere la mia pensione di 400, 300, 400? Cioè... Allora, se lei accetta la pensione, dopo non può più rinunciare, quindi in tutti i casi deve decidere prima se chiederla o meno. Se lei ritiene che questo le fa superare l'importo per la detrazione e l'importo degli assegni familiari e non la vuole, non la deve chiedere. Questo deve pensarci prima un momento. Ma e chi è che mi dà questo indirizzo giusto? Bisogna fare i calcoli, sì, no? e quindi deve andare per forza di cosa al patronato e farsi i calcoli di quanto leverà di pensione, perché se è una pensione di 200 euro e andiamo lì ci perde. Se invece in tutti i casi è una pensione che va a 400-500 euro, forse qualcosa di più le viene, quindi le conviene. Ho capito. Deve fare quindi al momento quando deve decidere, deve fare un conteggio di quanto sarà la pensione. E questo io lo dovrò fare solo un anno prima? Sì, quando decide, quando compie i 66, quasi 67 anni, diciamo. Ho capito, la ringrazio. Signora, nel frattempo stia tranquilla, stia ferma, perché è un anno di movimento, sia sotto l'aspetto fiscale che sotto l'aspetto previdenziale. Non è il momento di andare a cercare
robe strane. Stia tranquilla e aspetti che passi il tempo e poi al momento opportuno farà fare bene i conti fino alla virgola e vedere la convenienza. Ecco. Anche perché bisogna guardare un po' più avanti, non è solo quel momento lì, c'è anche il dopo. Va bene. Signora Ecco. Loretta, abbia un momento di pazienza quando magari il prossimo anno va a farsi fare tutti i conteggi, va bene? Certo, vado dal sito patronato e mi faccio fare tutti i conteggi. Guardi, lì qui i rappresentanti, va allo sportello pensionati, all'FNP della CISL e loro le danno tutte le indicazioni su quello che deve fare, da chi deve andare, come deve muoversi. Benissimo. Va bene? Grazie della vostra disposizione. Grazie signora Loretta. Continui a grazie. seguirci, arrivederci. Certo. Arrivederci. E ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, mi chiamo Roberto Storni. Buonasera signora Gregorato, dottoressa, no? Giornalista. Allora, volevo dire una cosa, è un argomento che è sempre un problema di soldi e di persone. Io ho 80 anni compiuti, ne farò 82 quest'anno, devo rinnovare la patente ogni 2 anni. Un ragazzo che ha 20 anni fa la patente fino a 60 anni, fino a 70 di verità, lui la fa ogni 10 anni. Da 70 a 80 si fa ogni 3 anni, dopo gli 80 si fa ogni 2 anni. Quanto mi costa, se io ho la fortuna di vivere fino a 90 anni, la devo rinnovare 5 volte. 5 volte quanto mi costa? Non solo, è un'altra porcheria anche, se devo farmi presentare dei documenti perché ho male alla gamba o problemi di effetti fisici o psichici, devo andare in privato e pagare in privato, mentre non vale, cioè una cosa assurda, no? Non vale che il mio medico, io ho 10 kg di ricette, di esami, 20 kg di documenti che ho buttato via, perché disgraziatamente tutta la mia vita ho dovuto tormentarmi con la salute, però la testa funziona ancora, anche il resto diciamo, però ogni 2 anni io devo, quanto mi costa, quanto è ingiusto per i pensionati che l'Istat che ci dà dei dati dell'1,7% di aumento, ma vada a fare la spesa, quelli dell'Istat dove sono? Dove vanno a fare la spesa a controllare quanto aumenta i prezzi? Io ho un computer in testa sui prezzi, da quando sono nato per dire una cosa, perché ho memoria del 42-43. 43 realmente, i primi bombardamenti mi ricordo le fortezze volanti americane che passavano, io abito a San Galliano di Donze, a Pieri diciamo, e mi ricordo benissimo un'infinità di cose. Adesso non mi ricordo cosa ho mangiato oggi a mezzogiorno, perché purtroppo con la vecchiaia si accumula conoscenze e si perdono anche, no? È vero. Certo. Allora, perché il cittadino anziano deve pagare è vessato sotto tutti i punti di vista. Facciamo dare la risposta. Mi ricordo anch'io i prezzi, adesso le dico, per esempio il pane nel 2002 era 1,96 € al chilo. Ecco, ho trovato. Adesso siamo a 4,90, va bene. Il giorno prima che subentrasse l'euro c'era il pane a prezzo politico, 1.800 lire il chilo. No? Adesso quello che costa meno in offerta è 1,99 €. E dove lo trovo? Io non trovo pane a quel prezzo lì. Sì, allora... Meno di 3,90 non lo trovo. Allora, a Udine avete molti supermercati, no? Io frequento qua, la mia. Nel comune di Monfalcone ci sono una quindicina di supermercati. C'è uno che ha dei prezzi proprio, e quel contenitore dove c'è questo pane sparisce in 448 perché gli anziani hanno perso il potere d'acquisto in modo incredibile. Sì. Ecco, se andiamo a vedere veramente i prezzi dei prodotti, ricordatevi, giusto un piccolo esempio, il giorno prima della venuta dell'euro il carrello della spesa mettevate 500 lire, il giorno dopo si metteva 2 €. Ecco, 2 € erano 4.000 lire, no? Cioè, quelli che hanno fatto il calcolo a Maastricht, ad esempio, oppure dove è stato fatto questo, perché in realtà l'euro corrisponde esattamente a 2 marchi del tempo. Volevano fare una moneta che avesse potere a livello come il dollaro, e invece gli stati che avevano prezzi diversi, situazioni diverse, chi ci rimette è sempre i soliti, i lavoratori e i pensionati, no? Certo. È così.
Comunque, ormai... Grazie della vostra trasmissione, che è molto interessante e piacevole. Grazie per la sua, anche per le sue comunque riflessioni. il problema dell'euro non è stato il cambio, è stato le modalità di gestione che ha creato. Sì, questo è vero, questo è vero. Ecco, e poi noi sapete che in Europa siamo il paese meno affidabile, con il debito pro capite più alto del mondo dico. Ma, ma lo portiamo bene, dai. Ce lo portiamo Dobbiamo bene. salutarla perché... Vedremo i nostri figli e i nostri nipoti dove andranno a finire. Lasciamo a posto. Speriamo bene. Dobbiamo Grazie salutarla. di tutto. Grazie per aver chiamato, perché ci sono anche dei messaggi ai quali vorrei riuscire a dare risposta entro la fine della trasmissione. Ho raggiunto i requisiti per la pensione il 31 ottobre del 2021, 42 anni e 10 mesi di contributi. A oggi non mi è ancora arrivato niente, è normale? Ho fatto domanda? No, non è normale. Perché ha raggiunto i requisiti per la pensione il 31 ottobre del 2021. Ha fatto domanda della pensione? Qui non c'è scritto. Perché a parte la finestra dovrebbe essere già adesso in pensione. Sì, dovrebbe avere già liquidata la pensione. Adesso Quindi Sì, che non- cosa... E non basta aspettare, bisogna chiederla. anche. bisogna... Sì, beh, d'accordo, sì, si presume che l'abbia chiesta, se fa una domanda del genere, sì, quindi di quale problematica Cioè, lui dice potrebbe che ha esserci. raggiunto i requisiti, però non dice che ha presentato. non ha Quello che mi presentato. preoccupa. Provi a presentare la domanda, vada di corsa a presentare la domanda, oppure si rivolga al patronato per cercare di capire che cosa non sta funzionando nel meccanismo, se ha fatto la domanda, chiaramente. Volevo sapere cosa offre il governo negli incontri con i sindacati per incentivare la previdenza integrativa. Ecco, aspetti, perché Valentino nel frattempo, si chiama Valentino, sì, domanda fatta al CAF, mi hanno risposto che fino a marzo è tutto bloccato. Ti risulta, Liliana? Fino a marzo. Perché ne stanno parlando, perché adesso appunto è anche questo un tavolo di confronto, diciamo, quindi per quello è bloccato, nel senso che ne stanno discutendo. Però se ha maturato i requisiti... Se ha Si è maturato i requisiti, perché caspita non... Non ha nessuna variante, è sul maturato lui va. Per quel che riguarda la pensione integrativa, le novità che ci saranno è una parziale detassazione ho degli capito, utili. ma lui cosa deve fare? Deve andare al patronato e Ecco, dire... Valentino, allora signor Valentino torni al patronato sì. e si faccia spiegare bene Se che ha cosa fatto sta la succedendo. domanda, e altrimenti è da fare la domanda, Sì. se ha già raggiunto i requisiti. Se li raggiunge in altro modo, diventa veramente, bisogna vedere la situazione. Soltanto effettiva. vedere. Sentiamo chi c'è in linea adesso, perché mancano 3 minuti. Vedo che il signor Valentino, la domanda l'ho fatta a settembre dell'anno scorso. Ecco. Quindi bisogna che valuti bene, no? Sì. Sì, ci Che sarà cosa sta succedendo? sì, esatto, deve andare al patronato. Torni a vedere al patronato, signor Valentino. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Facciamo l'ultima telefonata perché mancano 2 minuti alla chiusura della trasmissione. Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Giordano Elena. Buonasera, signora Elena. Io volevo chiedere, anch'io ho avuto i requisiti perché sono entrata sul sito dell'INPS e dal sito dell'INPS vedo che il 1° febbraio 2022 ho raggiunto i requisiti per andare in pensione. Ho presentato la richiesta al patronato il 15 di novembre del 2021. Sì. Io a tutt'oggi ho chiamato il patronato, sollecitato, non ho nessuna risposta. Non lo so quando vado in pensione. Io adesso mi sono anche licenziata perché se non mi licenzio col 1° di marzo non posso andare in pensione, però l'INPS non mi risponde. Quindi è un caso analogo a quello del signor Valentino. Sì, lì è da vedere bene che cosa sta c'è qualcosa succedendo. che manca nella documentazione, evidentemente, quindi c'è qualcosa da completare nella documentazione che è stata presentata dal patronato. Quindi sì, che cesserà, ma forse ha qualcosa che manca. Quindi a entrambi, tornate dal patronato, dal patronato Però e vedete che cosa succede. Io tornerò dal patronato perché ho già chiamato più volte e sto sollecitando di continuo il patronato. Pronto?
conviene andare a verificare di persona, linea, però, che sia tutto in ordine. Conviene tornare perché se ci sono non è possibile. se sono comunicazioni sono richieste al patronato che la rappresenta e quindi può darsi che non abbia tutte le notizie. Penso anch'io, manca qualche documento, Può qualcosa. esserci qualcosa. L'unica è andare là di persona e vedere, prendere appuntamento. Mi dispiace che sia caduta la linea, comunque mancano 40 secondi, devo chiudere perché devo dare la linea al telegiornale. Mi dispiace non sono riuscita a far dare appunto le risposte, comunque chi ha scritto attenda la risposta al messaggio, così ci vede anche nella prossima puntata, la prossima settimana. Salutiamo Liliana Della Rovere dell'SNP CISL di Udine, salutiamo Ennio Tognutti che oggi era qui in veste di Adicon. Va bene? Buonasera. Grazie per essere stati con grazie noi. A tutti. Ma dobbiamo lasciare qualcosa da dire per le prossime volte, altrimenti cosa veniamo a fare? Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 puntuali. Arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con FNP CISL Udine.